In questo video voglio aiutarti a fare un'autovalutazione dei tuoi sintomi per capire se la tua problematica è relativa a un sistema nervoso ipersensibile piuttosto che a una problematica strutturale del tuo corpo. Questo è fondamentale perché se la tua problematica è data da un sistema nervoso ipersensibile, quindi in assenza di problematiche ossee e muscolari, allora la terapia è veramente diversa rispetto a quella che potevi o hai provato fino ad oggi, ed ecco perché sintomi come cervicalgia, mal di schiena e emicrania non sono stati risolti in modo adeguato, perché non possiamo risolvere una problematica da sistema nervoso ipersensibile con farmaci o terapie manuali. C'è tutta quella parte, diciamo, psicologica, energetica, che bisogna prendere in considerazione. Questo te lo dico perché ho perso più di 5 anni della mia vita per trovare un risultato, trovare una soluzione per la mia cervicalgia cronica. Non voglio che questo succeda più per te e per nessun altro. Ecco perché questo video è di estrema importanza, durerà un po' di più rispetto a quello di cui sei abituato, ma ti assicuro e ti prometto che alla fine del video avrai un'informazione che pochi medici, fisioterapisti, terapisti ti hanno mai detto. Quindi l'obiettivo è appunto quello di darti un'informazione, poi usarla con della pratica. In questo video veramente ti darò quello che non avevi ancora visto e sentito. Andiamo quindi in questa lavagna. Uso questa lavagna oggi per darmi una mano, per spiegarti quello che ti devo spiegare. Questi criteri sono criteri che sono 12 punti, 19 punti. Se questi 19 punti, magari non tutti, ma la maggior parte li senti tuoi, che i tuoi sintomi insomma rispecchiano queste cose che ti dico, allora lì c'è una buona probabilità che i tuoi sintomi sono di natura nociplastica o comunque di mind-body syndrome, ovvero sintomi che sono creati da una mente, sintomi che sono creati da una parte del nostro sistema nervoso, quello centrale, piuttosto che le ossa, piuttosto che i muscoli. Anche se tu senti il problema nei muscoli, li senti nel corpo, e sono reali i sintomi. Questi 3 criteri sono stati ideati, questa autovalutazione, questa valutazione è la stessa valutazione che usiamo in ambito clinico. Sono 3 criteri: funzionale, inconsistente, trigger. Quindi i sintomi sono funzionali o inconsistenti o trigger. Ti porterò per ognuna di queste dall'inizio alla fine, ci sono 19 punti che devo dirti e spiegarti, così che facciamo un'autovalutazione. Da là poi vediamo cosa si può fare. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore del metodo Neurobalance, che è il primo metodo in Italia che va a approcciarsi al dolore in un modo olistico, multidisciplinare, mente, corpo e spirito. A quel punto, avendo queste 3 dimensioni come fattori del dolore, riusciamo a guarire dal dolore. Questo è qualcosa che facciamo io e il mio team dal 2022, ho scoperto tutto questo dal 2021, quando sono guarito io stesso da dolori cervicali cronici da veramente diversi anni, più di 5 anni. Andiamo direttamente quindi al video di oggi. Funzionale, quando il sintomo è funzionale. Cosa voglio dire? Qua ho il mio computer per capire, insomma, di non dimenticarmi nessun punto. I sintomi sono iniziati senza una causa fisica evidente, quindi non c'è stato un infortunio. E se c'è stato un infortunio, normalmente dopo 6 mesi quell'infortunio è guarito, ma questo è un secondo punto che vorrei dirti un'altra volta, più avanti. Quindi i sintomi sono iniziati senza una causa fisica evidente. Qui siamo nel primo criterio, ok? Segnati ad ogni criterio, se trovi un qualcosa che ti dico vero per te, metti un check, e più check metti, più avremo possibilità che questa valutazione vada verso la sindrome mind body, si dice. Non è detto che devi avere tutti questi primi criteri presenti per avere un'autovalutazione positiva, ok? Basta anche solo di questi criteri, ci sono tipo 10 punti qua, 10 punti qua, 10 punti qua, per esempio,
anche solo un punto qua, un punto qua, un punto qua, va verso la direzione del dolore nociplastico. È più difficile, è più complicato di questo nell'ambito clinico, da parte mia, però il 70-80% insomma di questa valutazione è veritiera, cioè quindi è veramente quello che faremmo in ambito clinico, e ti dico che ti vai a risparmiare una marea di soldi in visite. Prima di continuare però con i criteri, mi sono dimenticato di dirti, ovviamente devi andare da un neurologo, dal tuo medico, per escludere problematiche gravi. Cosa intendo di problematiche gravi? Problematiche di infezioni, fratture, problematiche autoimmuni, ok? Oppure tumori, cancro. Se questo viene escluso, a quel punto andiamo su questi criteri. Okay? Non andare su questi criteri se non hai avuto prima una valutazione, un'esclusione di queste problematiche gravi. Okay? Quindi i sintomi sono iniziati senza una causa fisica evidente. Per me è stato, questa cosa c'è, perché io ho iniziato ad avere problemi dopo un allenamento in palestra, ma non mi sono fatto male in realtà. È tutto iniziato, questa contrattura nella parte del collo, da un allenamento in palestra. I sintomi persistono anche dopo che un infortunio è guarito. Normalmente dai 3 ai 6 mesi un infortunio guarisce, quindi se il tuo caso era di un infortunio, a quel punto molto probabilmente nella totalità dei casi, quasi nella totalità dei casi, una frattura entro i 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi guarisce. 3. I sintomi seguono un modello di distribuzione simmetrico lato sinistro o destro del corpo. Esempio, hai dolori alla spalla e anche alla spalla sinistra, e allora hai dolori anche alla spalla destra. Se hai dolori alla spalla destra e sinistra insieme, allora lì c'è un qualcosa che ci fa capire che il dolore potrebbe essere di tipologia nociplastica, okay? Creato dal nostro sistema nervoso. Non è sempre così, ma per qualcuno è così, che ha i dolori simmetrici. Questo è molto, molto improbabile che sia un nervo a creare questo, un danneggiamento ai nervi a creare questo. Ovviamente dobbiamo guardare tutto il complessivo di questi criteri per fare una diagnosi, ok? Focalizziamoci quindi punto per punto. Non devi necessariamente prendere degli appunti, perché ti metterò il link in descrizione o nei commenti, un link dove puoi andare a fare un download di questi criteri, quindi non ti preoccupare se non ti ricordi tutti questi criteri. I sintomi seguono un modello di distribuzione simmetrico sinistra e destra, te l'ho detto. I sintomi interessano un lato intero del corpo o metà del viso, della testa o del torso. Se parliamo di un lato intero del corpo, esempio questa parte qua è quella che mi fa male, ok? È molto difficile che ci sia solo un nervo danneggiato che crea tutto questo. Molto probabilmente in realtà è il sistema nervoso che è andato in ipersensibilità, che dà tutto un problema, dà dei sintomi di bruciore, piuttosto che di contrazione, di dolore a questa parte del corpo. Quando il problema invece è neurologico puro, ci sono particolari parti della spalla, particolari parti del braccio a far male, non tutto il braccio, non tutta una parte estesa, ok? Che è quella che molte volte succede nei dolori nociplastici, che si estende a macchia d'olio il problema, ma non hai veramente un punto in particolare che dici, è veramente tutto parte da qui. No, si estende. I sintomi si diffondono nel tempo a diverse aree del corpo, te l'ho detto. I sintomi si irradiano al lato opposto del corpo o lungo un intero braccio o gamba. Capita nei dolori lombari, dove il problema si chiama lombosciatalgia, per esempio, no? Dove tutta la gamba inizia a sentirsi un po' indolenzita o contratta, ma non ha una distribuzione del sintomo come se fosse un problema neurologico puro.
puro nel senso non c'è uno schiacciamento veramente dei nervi, c'è una contrazione generalizzata della parte muscolare che crea questi problemi. Questa contrazione è data da un sistema nervoso ipersensibile, quando è generalizzata. Anche perché, ovviamente, hai fatto già una visita dal neurologo e ti ha escluso una problematica strutturale. I sintomi si presentano in molte parti del corpo contemporaneamente. Se questo, siamo ancora nel primo, se questo è il tuo caso, esempio, dolore al collo, emicrania, dolore di stomaco, dolori muscolari diffusi, lì è molto difficile che sia un problema neurologico, ma neurologico strutturale, ok? Perché ci sono due differenze, neurologico e neurologico strutturale. Neurologico strutturale vuol dire che c'è un danneggiamento ai nervi, danneggiamento. In questi casi che ti sto dicendo, che tratto io, non c'è un danneggiamento ai nervi, c'è un'ipersensibilità. Il volume di questo sistema nervoso è andato verso il più. Questo voglio dirti. Andiamo all'ultimo punto del primo criterio. I sintomi hanno una qualità particolare: formicolio, scossa elettrica, bruciore, intorpidimento, caldo e freddo. Se questo è quello che senti, hai un check nel primo criterio. Ok? Andiamo nel criterio 2, quindi mettiamo che qui hai avuto anche solo uno positivo di questi criteri, è già un qualcosa che va verso questa direzione. Andiamo nel punto 2, inconsistente. I sintomi si spostano da una parte del corpo all'altra. Ti sarà capitato, a me non capitava così spesso, ma ho pazienti che hanno problematiche all'inguine, parte dell'ileo-psoas, quindi all'inguine, che mi dicono che all'inizio gli fa male qua e magari dopo un po' di tecniche che gli insegno inizia a far male di qua. Non esiste che un problema strutturale migra da una parte all'altra. Stessa cosa sulla spalla, ti sarà capitato che un problema di spalla magari oggi risolvo il problema di spalla destra o il problema di spalla sinistra. Molto difficile che sia l'artrosi, molto difficile. Quindi i sintomi variano in base all'orario della giornata o si presentano appena svegli o nel cuore della notte. Quindi ci sono queste inconsistenze, vedi? Inconsistenze come un'onda. La mattina di più, la sera di meno, la mattina di più, la sera di meno. Oppure seguono altre cose che ti dico. I sintomi si manifestano dopo e non durante un'attività fisica o un esercizio. Ti capiterà che mentre che fai l'esercizio in quel momento non senti dolore, lo senti dopo. Ecco che lì è il sistema nervoso che va in ipersensibilità, perché ha visto che quell'attività è un'attività che poteva creare un danno, ma in realtà non l'ha creato, non sei rotto. I sintomi emergono quando ci si pensa o quando qualcuno ne parla. Classico, nelle mie terapie online o comunque anche di persona, quando le facevo, avevo i pazienti che sentivano quello che dicevo e i sintomi andavano giù. E poi magari dicevo delle altre cose e i sintomi andavano su. Non può essere così un sintomo strutturale. Invece il sintomo nociplastico richiama la nostra mente, richiama e è influenzato da quello che pensiamo, dai nostri pensieri. I sintomi peggiorano con l'aumento dello stress o quando si pensa a situazioni stressanti. Un classico, palese. Se dopo questo criterio non abbiamo capito che il tuo problema è di natura nociplastica o mind body, allora abbiamo sbagliato tutto. I sintomi diminuiscono o spariscono durante attività piacevoli, coinvolgenti, rilassanti come una vacanza. Diminuiscono in vacanza, aumentano quando andiamo a lavorare. Ovviamente lì può essere il lavoro che è lo stress che magari porta sui sintomi. Se è così, molto chiaramente, insomma, è sintomo nociplastico. Quindi qui mettici dei check in base a quello che ti dico. I sintomi migliorano o si annullano dopo un trattamento, massaggi, chiropracta, reiki, agopuntura, integratori naturali.
Questo non sempre è vero, a volte aumentano dopo il massaggio o dopo una manipolazione. E quando ci sono questi chiari inconsistenze, lì c'è qualcosa che ci deve far pensare che in realtà non c'è nulla dal punto di vista strutturale che è sbagliato in noi. L'ultimo criterio, i sintomi sono triggerati. Ok, siamo qua. I sintomi sono innescati da elementi non correlati al corpo, come cibo, odori, suoni, luce, quindi schermo del computer per esempio, questo è un classico nell'emicrania, ciclo mestruale o cambiamenti climatici. Quando ci sono dei trigger dall'esterno che vanno a influenzare il nostro mondo interno, capiamo che non è cambiato nulla nel nostro mondo interno, giusto? È la percezione di quello che è al di fuori di noi che influenza quello che è all'interno di noi. Questo è anche viceversa. Il nostro mondo interno, i nostri pensieri possono influenzare il corpo. Stessa cosa dall'esterno. Un classico, ho avuto un cliente, un paziente che soffriva di dolori alla schiena cronici da molto tempo e mi diceva: ogni volta che arrivo in estate i miei dolori aumentano di più, altri i dolori aumentano di più in inverno. Come può essere l'inverno o l'estate che cambia in realtà la nostra fisiologia? Sono semplicemente i recettori che abbiamo in tutto il nostro corpo che vanno e comunicano col sistema nervoso e in base alle situazioni identificano un potenziale pericolo o un non pericolo. Quindi danno poi un sintomo. I sintomi compaiono in anticipo rispetto a eventi stressanti o durante tali eventi. Classico, vai a fare un qualcosa che non ti piace o un evento dove devi parlare a un pubblico e i sintomi iniziano ad arrivare su. E iniziano ad arrivare su già i giorni prima. Quindi bisogna avere questa consapevolezza interna che i sintomi vengono modificati prima. I sintomi si manifestano immaginando di svolgere l'attività scatenante, piegarsi, girare il collo, stare seduti in piedi. Voglio farti fare un test. Se hai dolori alla schiena o al collo, o di emicrania è un po' più difficile, ma al collo, mettiamoli al collo, dolori al collo e magari hai dolori al collo in particolari movimenti o in particolari posizioni. Vorrei che tu chiudessi gli occhi e immaginassi quella attività e farla nella tua mente. Se qualcosa ti sale su dal punto di vista di ansia o di dolore o qualcosa, qualche contrazione, lì è un chiaro segnale che è il tuo cervello che sta creando il sintomo. A quel punto la direzione va verso il sintomo nociplastico. I sintomi sono innescati da stimoli lievi o innocui, come il vento, un tocco leggero o freddo o caldo. Quindi quando ci sono questi sintomi innescati da cose che normalmente dovrebbero essere neutre, capiamo che il nostro sistema nervoso è andato in ipersensibilità e crea una problematica fisica. Quindi cosa fare a questo punto? Se hai dei criteri in ognuno di questi positivi, a quel punto la valutazione è nociplastica o mind body syndrome e la terapia deve mirare nella mente, nel corpo e, se vogliamo, nella parte spirituale. Quindi il nostro programma tocca tutti questi tre punti, ed è basato su evidenze scientifiche, su persone che hanno già avuto risultati. Se pensi che questa cosa possa essere tua, insomma, arrivare a toccarti, insomma, dal dentro e pensare questa cosa è veramente quella che sento io, puoi andare nel link in descrizione, scaricarti i punti e se vuoi puoi andare a vederti tutti gli altri miei video dove ti spiego le pratiche, ti spiego cosa devi fare. Puoi iniziare da solo, da sola
Se vuoi avere un supporto, invece un'accelerazione di questa guarigione, noi seguiamo persone singolarmente, online, su queste 3 tecniche, 3 parti che vanno a prendere un percorso di 2 mesi circa. Seguiamo solo 5 persone al mese, quindi non abbiamo spazio per tutti. C'è una candidatura, se vuoi candidarti senza impegno, vai a candidati dal link in descrizione che trovi. Se hai domande scrivimi nei commenti e ti lascio a quest'altro video dove potrai andare ancora più a fondo su quello che ti ho appena detto. Grazie, io sono Alessio Veneziano, ci vediamo al prossimo video.